la musica è fatta di errori, tutti sbagliamo, tutti iniziamo a suonare e sbagli, cioè non è che tu, ma neanche passi un pallone così che ti viene giusto, no, sbagli, e si sbaglia, tu hai un'arte che impari sbagliando. Sempre in onda, il tuo video podcast disponibile in audio e video ovunque ascolti i tuoi podcast. Iscriviti al canale e rimani aggiornato sulle prossime uscite. E ci siamo, anzi ci risiamo, sempre in onda con un grande maestro di vita, un grande artista, un grande chitarrista, nato alla Plata, mi raccomando che non è la playa, è la plana, quindi è nato in Argentina, alla Plata, il 28 maggio del 1970, Gemelli, Sì. il nostro maestro Francesco Bertolini. Ciao Alessandro. Ciao Francesco, Molto tutto piacere. perfetto? Tutto perfetto. Grande presentazione? Sì, meravigliosa. Per un grande maestro meraviglioso, perché questo è un maestro veramente di vita, di musica e di tanta conoscenza, perché la musica è cultura, giusto? Direi di sì. Adesso però noi vogliamo scoprire sempre di più di chi è Francesco Bertolini, cioè come faccio a definirti, perché tu sei uno zingaro di vita, uno zingaro di musica, uno che ha girato il mondo, spiegaci il perché. E il motivo principale è stata la musica, mi ha guidato un po', no? Un po', diciamo, karma, nel senso che appunto nasco in Argentina da genitori italiani, quindi giro un po' il mondo, no? Perché mio papà va in giro per cantieri e si porta la famiglia. Ma il papà dove è nato il papà? Papà è nato a Genova, in Italia. La mamma? Mamma in Piemonte. E tu sei nato in Argentina? E io sono nato in Argentina. Mia sorella è nata a Taranto. Mio Addirittura? fratello è anche nato in Argentina. Allora, ti dico soltanto questo, io sono nato Dove? nella città dei due mari, io, Taranto, Veramente? incredibile, Guarda. quindi il bello della vita, anche perché fino a pochi secondi fa non ci conoscevamo. No. Bella questa storia, mi piace. Così. E dopo? E dopo siamo venuti qua in Friuli perché mio padre ha lavorato qui in Friuli, e poi siamo andati di nuovo in Sud America, in Argentina, di nuovo in Venezuela, poi ci siamo stabiliti qui, credo fosse l'80. Tu vivi qui attualmente? Io attualmente vivo qui, poi ho girato io per lavoro, appunto per musica. Si vive bene in Friuli Venezia Giulia? Si vive molto bene in Friuli Venezia. Dove vivi esattamente? Io vivo a Moruzzo, A vicino Moruzzo? Udine. Fantastico, Bellissimo. Ci sono degli scorci a Moruzzo No, pazzeschi, no, eh? bellissimo, sì. Però per uno che poi vive di musica, secondo me Moruzzo è fonte di ispirazione. Anche, infatti è stato fonte di ispirazione di un festival che facciamo lì, pensa, che si chiama Aurore, Che e bella che si fa la questa mattina cosa. presto, si cammina, non prestissimo perché è di mattina, non all'alba, non sono i concerti all'alba, e ogni anno facciamo 2 o 3 concerti nella campagna. Senti, ma quando è che hai iniziato ad appassionarti di musica e della musica? E cos'è per te la musica? Avevo credo 8 o 9 anni, ho iniziato a prendere delle lezioni di chitarra da un maestro bravo, si chiamava Angelo Prenna. Angelo Molti lo Prenna. conoscono qui a Udine perché era uno dei pochissimi insegnanti Era di uno che chitarra. bacchettava? Era un vecchio maestro, non bacchettava, era severo, ma devo dire figo. Mi scriveva sempre dei pezzi a fine lezione, in modo che guardassi come si scriveva la musica, e lì mi è venuta la passione anche di scrivere la musica, Quindi di tu appassionarmi scrivi di musica. anche? Io scrivo anche musica. Sì. E suoni la chitarra, ma non Suono solo la la chitarra. No, poi nel tempo mi sono appassionato anche per la didattica, capire il canto, altri strumenti come il pianoforte, oppure la batteria, il ritmo, il basso elettrico, sì, le tastiere. Senti, una definizione per la musica, perché la musica secondo me è veramente l'anima importante di tutte le persone. Io dico sempre che la musica e il cibo salveranno il mondo, questo è il mio credo, La musica lo salva, la musica è attesa, la musica è cinematografica, molto cinematografica, la musica è climax, è tensione, è risoluzione, quindi tu ti aspetti sempre qualcosa, crea dopamina la musica, ti fa fare, no? Ti dà questo piacere, è un collante sociale, pazzesco, ci fa stare tutti insieme ai concerti, no? Andiamo tutti a vedere questo artista, quell'altro, ci fa suonare insieme in orchestra, ci fa accordare, ci fa stare proprio... Che bella questa cosa. Qual è il tuo Quindi- artista preferito? Nazionale e internazionale? Non ho un artista preferito, non ho un genere preferito di musica, mi piace la Tutta, musica tu in mangi tutta la generale, musica, io insomma. mastico e mangio tutta la musica, sono lingue per me, sono linguaggi diversi, il rock è un linguaggio e amo tutti i più grandi artisti del rock, da Jimi Hendrix a Steve Vai, o dai Led Zeppelin agli Who, Il concerto più bello che hai Non visto per adesso? mi metti in crisi.
mi metti in crisi. Uno dei più belli è stato Bruce Springsteen, per esempio. Io Bruce suono è Bruce, jazz, mi piace il jazz, ma Bruce Springsteen mi piace. Il The Boss, eh? Insomma, è Caspita. stato un bel concerto. Prince è stato un altro. Senti, ti stai emozionando. Io mi sto emozionando parlando con te perché a te Prince. brillano gli occhi quando pensi veramente a questi artisti e magari pensi anche ai tuoi alunni perché tu sei un maestro di musica. Quando hai deciso di fare il maestro? Non c'è stata proprio una decisione, è venuto abbastanza naturale nel tempo, nel senso che io ho sempre fatto attività concertistica parallelamente attività didattica, no? Diverse attività didattiche. Ho delle competenze per cui le metto in campo, che riguardano appunto il suonare insieme, lo stare insieme, il fare gruppi. Ho diretto come una terapia, orchestre, cioè una sorta di terapia. una sorta di terapia che poi funziona anche per chi fa musica. La musica è terapia per tutti. Ma anche secondo per te tutti noi, musicisti no? ci si nasce o ci si diventa? Sai che questa è una bella domanda. Ho un ragazzo che ha l'orecchio assoluto, che viene a lezione da me e suona il pianoforte e studiamo improvvisazione. Lui dice che lui si è appassionato, io gli ho chiesto com'è che ti sei appassionato alla musica, no? Non so, è venuto così, è venuto naturale. È un linguaggio, io li vedo spesso, le persone che sono appassionate di musica fin da bambini hanno una reazione emotiva a quando suoni. Ti guardano, ridono, tu fai un qualcosa che li prende, allora senti che questa, o si muove, allora senti che questa proprio emozione che viene fuori attraverso il movimento fisico o corporeo, qualche reazione così, è un'attrazione verso quella cosa lì. È un po' proprio un andare verso. Io ti dico, Francesco, che mi sono emozionato recentemente, ero a Milano al concerto del grande maestro Cocciante e lui ha spiegato che da bambino il suo migliore amico era il pianoforte, ma non lo sapeva suonare, però si avvicinava al pianoforte e riusciva a far poesia. C'è una cosa pazzesca questa. E questa è un po' la noia che c'era una volta, no? Non avevamo i videogiochi, i telefonini, robe, le tecnologie di adesso, che ci si annoiava parecchio, te lo ricordi anche tu, no? Certo, certo. Cioè, si giocava col prossimo e ci si annoiava. Per una volta una Bontempi, sai, la diamonica. Non sai che fare, te metti lì, batti. Io e mio fratello, lui batteva, io suonavo. Un flauto, viceversa. Senti, qual è lo strumento musicale più ambito adesso dei giovani? Credo che sia il canto. Il Cioè, canto? Qual è lo strumento? Il canto? Il direttamente? canto, la voce, perché con tutti questi bellissimi programmi che ci sono in giro, che favoriscono il canto e i cantanti. Si diventa tutti si cantanti, diventa insomma. tutti cantanti, Ma non insomma, è così, il però. canto in Dimmi questo che non è momento. così, per favore. No, è così, penso che poi ci sarà la batteria, immagino. Le Poi percussioni. forse la chitarra, dopo le tastiere insieme, pianoforte e tastiere. Poi ovviamente parlo di musica moderna, no? Certo. Perché per la musica classica ci sono altre classifiche, penso che il violino sia il primis. A me piace la tromba, a me piacerebbe suonare la tromba. La tromba è bellissima, la tromba è uno strumento fantastico. Qual è lo strumento che non deve mai mancare e quello che un po' coordina un po' tutto, secondo te? O secondo, insomma, la legge della musica? Una voce. Una tromba può essere se la musica è strumentale, oppure una voce, la melodia. Cioè basta che uno canti, che tu hai già capito, no? Di cosa stiamo parlando. Senti, durante le tue lezioni cosa ti piace affrontare con gli alunni? Mi piace affrontare i loro gusti, perché andare incontro a quello che ascoltano loro fa da tramite, da ponte per me, per introdurre cose che sono importanti a livello didattico. Quindi, sai, gli ingredienti, tu puoi fare una pasta in 1000 modi, ma forse un soffritto si fa Giusto. così e serve per fare diversi tipi di pasta. Ma il soffritto c'è anche nella musica. Ma non ti è fanno che delle non c'è. domande strane ogni tanto? C'è qualche aneddoto che possiamo raccontare? Beh, ci sono i piccolini che ogni tanto sono simpatici, qualche aneddoto. La musica è fatta di errori, tutti sbagliamo, tutti iniziamo a suonare e sbagli, cioè non è che tu, Certo. ma neanche passi un pallone così che ti viene giusto, no? Giusto. Sbagli. Si sbaglia. E si sbaglia, tu è un'arte che impari sbagliando. Quindi tu ferma Cioè tutto, tu bruci aglio tutto il tempo finché non ce la fai a farne uno che non lo bruci. però tu li stoppi Ma per ci- correggerli subito o li lasci andare? No, aspetta, si stoppano loro da soli. Infatti l'aneddoto che posso raccontarti è questo, che appena fanno un errore, io la prima cosa che dico è lascia andare, no? Hai solo fatto un'altra musica. Lasciamo andare l'errore, non stiamo sull'errore, ci andiamo dopo, vediamo dopo nel particolare l'errore, no? Che non è un errore, appunto, hai solo fatto un'altra musica, o magari hai sbagliato il ritmo, no? Quindi non fermarti. E spesso si fermano, anche i più piccoli.
fanno qualche imprecazione anche molto sì? forte, dicono "oh scusa", si scusano, quindi c'è questo timore verso l'errore reverenziale, proprio non si può sbagliare oggi, no? Non puoi, è anche la società in cui... Sbagliare è umano, Invece, secondo me, sbagliare è umano, la musica ti aiuta a sbagliare, quindi l'aneddoto che posso raccontarti è vedere queste facce diverse tutte le volte che sbagliano, dai più piccoli ai più grandi, o che zaccheona, e ognuno ha la sua, e deve andare oltre l'errore, quindi insomma, ecco, questo è, credo, una cosa interessante da vedere. Senti, tu so che girando il mondo hai visto diversi festival, però sei stato attratto da un festival di Amsterdam. Ah sì, io ho vissuto ad Amsterdam 4 anni e il North Sea Jazz Festival credo sia uno dei più bei festival di musica moderna, di tutti i tipi, perché poi è titolato Jazz Festival, però insomma io ci ho visto Prince, per cui negli anni che furono. E cosa pensi del Festival invece di Sanremo, il festival della musica italiana conosciuto in tutto il mondo? Che è giusto che ci sia, che è una tradizione, che a volte ci sono delle cose molto interessanti, a volte un po' meno. Non sono molto attratto dalla musica italiana di questo periodo. Perché? Perché è poco articolata, cioè è un linguaggio molto semplice, è stato sdoganato questo linguaggio semplice, molto scontato, dove anche le parole sono abbastanza poco metaforiche, poco legate a un pensiero. Sono legato a Lucio Dalla, a Pino, a queste persone qua, a questo modo di scrivere. Erano i maestri che ma non mi dispiacciono comunque i nuovi songwriter come Mengoni o altri, eccetera. Adesso non so se va a Sanremo Mengoni quest'anno, però è una persona che ha vinto Sanremo, no? Certo, un artista comunque anche nuove generazioni scrivono dei testi magari forti, raccontano storie importanti, però in maniera diversa. Mi piace Fulminacci, per esempio, è un ragazzo che mi ha fatto conoscere mia figlia, sono andato a vederlo dal vivo e ha fatto un concerto di 2 ore molto, molto interessante, molto bello, insomma, fresco. Suonano, almeno, cioè chi scrive, canta e suona le proprie canzoni, ecco, questa cosa qua, chi si dà da fare, chi si adopera nel fare, nell'artigianato della musica. Senti, visto che tu comunque la musica si vede che ce l'hai dentro, cioè si percepisce questa grande emozione quando la racconti, anche con l'espressione dei tuoi occhi, ti chiedo questo: cosa vorresti dire ai ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo mondo? Avvicinatevi a questo mondo, è un linguaggio importante, bello, vi fa bene in tutti i sensi, a livello proprio umano, ma anche a livello motorio, psicomotorio, cioè proprio prende le emozioni, l'anima, il corpo. Ma devono avere delle aspettative dopo? Perché magari, No. sai, si gioca a calcio perché io voglio fare il calciatore di Serie A. L'aspettativa secondo me passa in secondo piano, cioè io gioco perché io voglio giocare insieme ad altri. Quindi se devo dare un consiglio è suonate uno strumento e cercate di suonarlo insieme agli altri, che sia un'orchestra di musica classica, musica da camera, quello che volete, una band rock o un ensemble jazz, suonate musica insieme, fate musica insieme, continuate a fare musica insieme. A proposito di questo, come mai delle band che funzionano dopo si dividono? Perché non funzionano e non sono band. Le band che funzionano non si dividono. Però ultimamente per business si fa anche questo. No, nascono per business, tu le fai per business, le metti in piedi per business, poi sfrutti quei 2 pezzi che hanno da dire e poi vedi che intanto porti avanti 4 anni, 5 anni sta roba e poi il cantante solista vuol fare altro, è l'unico che potrebbe vendere, diciamo così, è successo così con tanti gruppi che puoi pensare. Anche recentemente. Anche i Luna Pop. Anche Luna Pop. O no? Sì. Quindi in questi casi qua? In questi casi qua non c'è nessun movimento rock in Italia, perché era nato come... Perché non lo creiamo un movimento rock? Era ancora vivo il movimento rock. Perché non lo creiamo un movimento rock? È quello che sto dicendo, creiamo un movimento di musica, rock, jazz, funk. Adesso quello che vogliamo è funk, perché no? Il funk è ancora tira. Senti, io starei ore e ore e ore ad ascoltarti, Mamma mia, sei una persona veramente fantastica, mi stai riempendo questa giornata. Io intanto ringrazio la nostra regia di Romano Urbani, con grande musicista anche lui, con le percussioni, Esatto. Sei tu il suo maestro? No, lui viene a suonare in un gruppo che abbiamo di senior di chitarra. È perché bravetto comunque. È bravo, sì, tiene il tempo, si opera. Il sudamericano che c'è in lui, no? Esatto, il salsaro che c'è in lui, perché lui che è stata in Venezuela come me, abbiamo invitato, e là alzavi la musica, era o salsa o funk negli anni 70. Senti, abbiamo parlato comunque della tua scuola di musica, come si chiama questa scuola e dove possiamo venirti a trovare? La mia scuola di musica si chiama il Guitar Collective. Dillo lì. Il Guitar Collective, e io faccio musica d'insieme, faccio musica di
prendo insieme di chitarra, lezioni di chitarra, e ho lo studio a Moruzzo e anche qui a Udine in via Politenievo. Quindi possiamo venirti a trovare quando vogliamo? Potete venirmi a Sei anche trovare. sui social? Sì, c'ho anche un sito, Sono importanti i social per la musica. francescobertolini.eu. francescobertolini.eu. Quanto importanti sono i social per la musica? Ma sono importanti, sono stati importanti anche per me in periodo passato, adesso io li sto un po' trascurando, dovrei tornare a parlare un po' di più, perché... Ma le insegni solamente o fai ancora qualche serata musicale? Perché so che tu facevi qualche serata musicale. No, io ho fatto ogni tanto, tante serate musicali, continuo a farne, ne farò ancora. Ti piace? Mi piace, è una cosa che mi piace, quindi io sono sempre di natura musicista, per cui faccio un po' meno rispetto al passato, perché sai, io ho iniziato anche a 18 anni. Caspita. Quindi per i locali, 18 anni, e quella volta era tanta roba. Io so che è una figliola, la figliola nel DNA, quanta musica ha del babbo? Ha qualche senso, ha il senso musicale di qualche tensione, risoluzione. No, Come si chiama tua figlia? Si chiama Emma. La salutiamo La tantissimo. salutiamo. Ciao Emma. Emma. Anche mia nipote si chiama Emma, che tra l'altro la mia Emma mi ha fatto conoscere tantissimi artisti emergenti, no? Esatto. Zio, guarda questo, zio, guarda quello. Bravi questi ragazzi. Sì, i ragazzi ascoltano, poi ci sono tanti gusti, adesso è interessante. Non c'è una moda, se hai fatto caso, non c'è proprio, cioè c'è la moda dei giochi, però al di là della moda che è una, c'è il trap, trip, hop, pop, che gira, c'è tanta cose diverse. Cioè, calcola questo, che mia nipote Emma, 2 anni prima che Lazza arrivasse secondo a quel Festival di Sanremo, mi aveva già parlato di Lazza. E io dicevo sempre, Pinguini bella di tattici zio, nucleari. ma cosa ascolti? Che testi di... No zio, questo spacca, questo spacco. Aveva ragione mia nipote. Io 3 anni prima che andassero a Sanremo conoscevo i Pinguini tattici nucleari, portai mia figlia a vedere il concerto, già quella volta. Spettacolari loro Quindi anche. sono bravissimi. Senti, Suonano, fanno. Adesso, a proposito di suonare, fare, perché Sì. sempre in onda, vuole ascoltare, no? Le performance dei nostri ospiti. Quindi io qui posso, se vuoi tengo il tempo io, se no te lo autotieni, devi cantarci qualcosa, cosa ti canto? quello che vuoi. Qualcosa di Lucio Dalla, qualcosa di Pino Daniele, qualcosa di Francesco Bertolini. Cantare, ma io sono musicista, che ti canto? Cantiamo qualcosa. Intanto io preparo la penna perché dopo devi farmi una bella dedica qui, Cosa vogliamo cantare? Cosa vogliamo cantare? Quello che vuoi, tenendo il tempo. Pensaci. Ce l'hai. Vedo che ce l'hai. No, Qualcosina, di veloce. Lo facciamo solo per loro. aspetta, c'è una in mente di Lucio, quella che fa... E poi ho un grande amore, un amore di ragazza che mi aspetta e se non torno esce pazza dal dolore, poveretta. E poi va, ed ho un amico che è un campione di rock e riesce a ballare per 3 giorni e 3 notti senza potersi fermare. Mamma mia, ed che un altro che ha spettacolo! una voce da basso e che ha una mira che ti stacca la coda di un cane con un sasso se lo tira. E poi ho Ma che un grande spettacolo! amore. viene Francesco da- Bertolini, uno spettacolo! Allora, intanto mi fai una bella aspetta, dedica. questa era Siamo Dei di Lucio Dalla, da Dalla 1980, nell'81 credo uscì Che quel bella, disco. sì, inizia anni 80, inizia anni 80. Dedicami qualcosa, per favore, che questo qua me lo tengo, Volentieri, complimenti per tutto. Mi tornerai a trovare qua, mi raccomando. Ma secondo te, posso fare il cantante anch'io con questa vociaccia? Perché no? Ma Cosa tu hai potrei- un vocione, mica Vocione, vocaccia. vocione. Cosa potrei fare? Il Puma, ecco. No, potresti fare il contralto, tu hai una voce che va su. Venga a trovarti allora. Senti qua. Senti, vado, io Poi su. poi sfoga tantissimo, mi piace, no? Va bene, dai. Vediamo un pochettino che bella dedica. Eccoci qua. Ad Alessandro. Viva la... Viva la musica, cosa avete capito? Mamma mia, maliziosi che non siete altro. Mi raccomando, continuate a seguire questo podcast e iscrivetevi al canale YouTube di Sempre in Onda, eccoci qua. E venite al Guitar Collective. Assolutamente. Mamma mia, che bella dedica. Che bella dedica. Complimenti ancora, Grazie, Francesco. Alessandro. Viva la musica, sempre e comunque, viva sempre in Viva. onda. Sempre in onda ti dà appuntamento al prossimo episodio.